Partita anche l'ottava serie, intanto ricordo ai ragazzi che al momento è al comando nella classifica per quanto riguarda la miglior interpretazione dello spirito di Halloween, la squadra del Piave Nuoto. Al momento sono loro che sono in testa nella loro coreografia e dunque attendiamo, sono naturalmente in gara tutte le squadre con Hydros, Antares, Noale che si sono fatti notare questa mattina e dunque invitiamo i ragazzi a dare spettacolo quest'oggi perché ci sarà una bella sfida per conquistare le iscrizioni del prossimo anno alla 12ª edizione del trofeo Città di Rosà. Fireball. Tanto Camparo per lei 1.05 e 3.